sul territorio. Il Covid pesa anche sulla nostra psiche e a Treviso arriva lo psicologo direttamente in quartiere. Un progetto primo in Veneto, un progetto sperimentale monitorato anche dall'Ordine degli Psicologi per un intervento immediato. Una chiacchierata per capire che supporto serve attivare eventualmente servizi, aiuti o reti presenti in città e che poi permetterà anche alle parrocchie, alle associazioni e ai servizi di mettersi in moto. Relazioni sociali, difficoltà economiche, sensi di colpa. Quando una persona arriva con un'elaborazione del lutto, spesso questa cosa porta con sé anche un senso di colpa, perché magari sono stata proprio io a contagiare mia mamma, mio papà. Oppure genitori alle prese con adolescenti che non riescono più a relazionarsi, bambini che ad ottobre non volevano rientrare in classe per paura. Le ricadute legate all'emergenza coronavirus toccano anche la nostra psicologia. Treviso soffre di ansia e stress per quanto ancora sta accadendo sul piano sanitario, lavorativo ed economico. Dopo il lockdown del 2020, sulla base anche dei numeri raccolti dal servizio inoltre della Regione Veneto, è emerso il grande bisogno di sostegno psicologico della comunità. È così scattato un piano, si è messo a punto il progetto ora sperimentale e oggi nei quartieri della città arriva lo psicologo. Abbiamo lavorato con il centro della famiglia per avere psicologi che conoscono la città e che riattivano i quartieri. Con la fine della prima fase del lockdown le famiglie e le persone hanno avuto un momento quasi di resurrezione, di recupero, hanno cominciato a guardare avanti, a sperare e a riallacciare tante relazioni. Nella seconda fase poi però c'è stata una caduta, c'è stato questo nuovo costringimento, questo nuovo assottigliamento delle speranze, questa nuova confusione che ha messo in difficoltà e ha eroso tante risorse delle famiglie. Nel quartiere arriva lo psicologo, primo progetto in Veneto. Il servizio offre a tutti i trevigiani il supporto di un team coordinato dal centro della famiglia. Non abbiamo bisogno solo di ristori e di vaccini, ma abbiamo bisogno di risanare la nostra comunità. Il lockdown ha evidenziato da subito un aumento degli accessi di richieste di persone che avevano una qualche fragilità e che si sono rivolte a numeri tipo il servizio inoltre della Regione del Veneto o a telefono amico. Mettendo insieme queste informazioni che su Treviso erano importanti, ci siamo mossi da subito con l'azienda sociosanitaria, l'Ordine degli Psicologi, i 2 consultori attivi in città, oltre a quello sociosanitario dell'ULSS e quindi quello del Centro della Famiglia e UCIPEM, ci siamo messi tutti attorno ad un tavolo, abbiamo lavorato tutta l'estate ed è emerso questo progetto, Treviso è con te, lo psicologo nei quartieri, che ha preso il via dal 1° di ottobre. Siamo partiti però da un progetto che va verso il cittadino, per questo gli psicologi sono psicologi di quartiere e abbiamo lavorato con il centro della famiglia per avere psicologi che conoscono la città e che riattivano i quartieri. Opera in 4 sedi di quartiere, già note ai più e per i residenti in centro storico presso la sede del centro della famiglia. Si chiama un numero verde, il caso viene profilato e si fissa un appuntamento, oppure ci si accomoda sul lettino virtuale della stanza online. Per gli anziani chiama il figlio, no? Chiama il figlio e chiede un aiuto per il genitore. Abbiamo avuto un caso in cui la figlia si è prestata proprio ad attrezzare la stanza dove abbiamo fatto la videochiamata presso la casa di sua madre, mettendo il computer, facendo le connessioni, attivando proprio l'online, permettendo a questa signora senza uscire di casa di contattarci. Genitori che magari hanno nuovi bisogni rispetto alla crescita dei figli, bisogno di portarli fuori di casa, di allontanarli da tutti quei dispositivi elettronici che ci hanno molto aiutato in realtà. Ci sono persone anche anziane e abbiamo fasce di adulti come dire lavorativi, per cui insomma tutte quelle persone che si sentono un po' minacciate da questa pandemia e che hanno paura di perdere il lavoro, di perdere le persone care e di non avere più una sicurezza anche di vita economica, che magari hanno anche tanti sensi di colpa legati al contagio perché continuano ad avere una vita sociale. Se servono approfondimenti, i casi passano ai consultori o si cercano le risorse più adatte alla persona sul territorio. Il servizio proseguirà in via sperimentale fino al 30 settembre. I dati, monitorati dall'Ordine degli Psicologi, serviranno poi al territorio stesso, fatto anche dalle parrocchie, per costruire risposte mirate.
Direi che questa è una grande esperienza di collaborazione a livello territoriale tra diverse competenze, con una intelligenza particolare sotto, che ha saputo riconoscere che non abbiamo bisogno solo di ristori e di vaccini, ma abbiamo bisogno di risanare la nostra comunità. Da questo possiamo ripartire per un trampolino verso il futuro, recuperare la comunità e tutti i suoi componenti. Abbiamo avuto anche un incontro molto proficuo con le parrocchie, quindi in uno scambio, in un dialogo, e ci siamo ripromessi con loro di controllare poi i dati e di leggere assieme i dati che ne emergeranno, per riuscire a capire meglio quali sono i bisogni, perché la città ha tante identità e quindi vogliamo davvero andare incontro ai cittadini rispondendo alle esigenze. Una volta raccolti i dati, quindi vedremo effettivamente se stiamo lavorando nella modalità giusta, se dobbiamo concentrarci su qualche fascia particolare per tipologie di età oppure per professione, quindi se ci sono delle richieste su cui eventualmente attivare dei progetti più precisi direttamente dal Comune oppure in collaborazione con quello che è il mondo del volontariato e i tanti attori, anche con l'azienda sociosanitaria, i tanti attori che a Treviso oggi sono presenti. Il volontariato